Da Udine e dal Friuli noi ci colleghiamo invece con il Veneto, perché assieme a Marco Corazza troviamo il sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, e anche in questo caso audio e video dunque al Veneto. Prendiamo la linea, grazie, con il sindaco. Come vedete, il sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, che è tornato a trovarci. Grazie davvero per aver accolto il nostro invito, signor sindaco. Grazie a voi. Parliamo di scuola, perché l'assessore provinciale Giacomo Gasparotto parla appunto di Portogruaro come un'eccellenza nelle scuole, e lei ha comunque ribadito di essere d'accordo appunto con l'assessore provinciale. Dico bene, signor sindaco? No, io concordo con le considerazioni che ha fatto l'assessore provinciale Gasparotto sul ruolo di Portogruaro, ruolo che Portogruaro ha e deve continuare a avere. Portogruaro gioca un ruolo molto importante nella Venezia orientale, nel portoghese in modo particolare, in molti servizi. L'assessore provinciale si è occupato di edilizia scolastica perché è il suo referato, però ha lanciato un segnale molto forte che io raccolgo e faccio mio, riferito al ruolo di Portogruaro e il fatto che Portogruaro, essendo un centro servizi, ha bisogno di avere una nuova consapevolezza da parte di tutti i sindaci di tutti i comuni per poter mantenere proprio i livelli di servizio. Mi riferisco alla Fondazione Musicale Santa Cecilia, mi riferisco alla scuola di musica, mi riferisco al tribunale, mi riferisco alle caserme, per toccarne alcuni. E quindi il fatto che un consigliere provinciale, peraltro di colorazione politica opposta alla mia, riconosca in Portogruaro e solleciti tutti noi a prendere in considerazione questa cosa, mi fa molto piacere, e io spero che assieme a lui e con la conferenza di sindaci e con le forze politiche si possa instaurare, creare una lobby politica forte per far sì che Portogruaro possa giocare un ruolo importante nel portoghese e bilanci anche forse il potere forte che oggi Sandonà ha, in quanto il sindaco di Sandonà è anche presidente della provincia. Quindi io mi auguro veramente che la conferenza di sindaci si faccia carico di questo problema, perché Portogruaro ha un'utenza che supera notevolmente gli abitanti di Portogruaro, e quindi se perdesse questi servizi ne perderebbe tutta la comunità. Una sorta quasi di apertura verso il centrodestra il suo, signor sindaco? È un'apertura verso gli uomini che vogliono bene alla città di Portogruaro e portoghese. Grazie allora al sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello. La linea nuovamente a Pordenone. Grazie Marco.